Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Joker Gaming. Allora, pensavo di andare in esplorazione, di andare verso qua. Non ci siamo mai stati, il bacino stellare. Siamo stati vicino, ma perché non vedo altre croci strane, non vedo niente. Ora di questa sera ci arriviamo perché sono le 7 di mattina. Dobbiamo andare per di là, giusto? Giustissimo, perfetto. Però visto che ci siamo, oh che bei pescioloni che c'è lì. Direi di girare nelle isolette qua intorno perché non abbiamo mai guardato se c'è qualcosa da recuperare. Ricordiamo che ci servono dei pezzi di legno per modificare lo scafo, era mi sembra. Mi sono perso. No, devo andare per di qua. Giusto? Un po' di più. Deve essere quella là, occhio. Se mai ci arriveremo. Sì. Aspetta, intanto c'è cabina. Cosa mi segna? Ah, enciclopedia. Qualche... sì. Che abbiamo pescato quella roba lì, sì. Ha due aberrazioni a questo addirittura. Ci arriviamo con calma, con molta calma, ma ci arriviamo. Abissale mi serve, non ce l'ho. Però c'è qualcosa lì da pescare. E là c'è una cosa illuminata. La vedete anche voi? Cos'è questa roba? Relitti, no. Barriera corallina, può essere? Questa che roba è? Non lo so. L'abbiamo già visto? Non ricordo. Sì, l'abbiamo già visto. Una nuova specie, un'aberrazione magari? Esaurita, molto bene. Allora io direi di fare, guarda, ci avevo messo una giornata ad arrivare. Ah, è una bottiglia. Qui che adesso leggiamo. Abissale, vabbè, non... Intanto arriviamo qui. Allora, prima facciamo il mio magazzino. Cabina. L'enciclopedia abbiamo... Sì, esatto. Preso questo, molto bene. Messaggi. Abbiamo deciso di sposarci, 6-7 marzo 1927. Mi ha portato in barca a vela fino al centro del bacino stellare per guardare le luci. Abbiamo parlato per ore, come non facevamo da tanto tempo, aspettando e sperando. Poco dopo mezzanotte, quando eravamo già molto provati dalla mancanza di sonno, l'aurora si è manifestata in tutta la sua bellezza nel cielo, sopra di noi. Quando mi sono voltata per vedere la sua reazione, lui era già in ginocchio. Non ricordo nemmeno cosa ci siamo detti, ma ricordo di aver pronunciato un sì. L'anello è splendido, con una fila di pietre preziose che lo circondano. Non riesco a staccare gli occhi di dosso. PS. Non ero sicura se scrivere la data di ieri o quella di oggi, considerato che è accaduto nel passaggio da un giorno al successivo, ma credo che la notizia sia abbastanza importante da meritarsi una data doppia. Allora, qui abbiamo la ricercatrice.
Non aspettavi visite, vai, solo un pescatore. Oh sì, di tutta l'aria. Ma è un po' strano vedere un pescatore a queste parti. Beh, ad ogni modo piacere di conoscerti. Sono mesi che non parlo con qualcuno, in effetti se hai tempo potrebbe farmi comodo il tuo aiuto. Cosa ti serve? Devo raccogliere dei campioni da studiare. Inizialmente lavoravo all'avamposto di ricerca nella parte interna del bacino stellare, ma ho subito un attacco. Una creatura enorme è emersa agli abissi di studio dell'avamposto, ora giace nel bel mezzo del bacino. Molto bene. Sono scappata qui e sto cercando di arrangiarmi come posso, ma ho dovuto lasciare grandi parti della mia attrezzatura. Quindi le mie ricerche per adesso sono solite rotte. Consulta l'elenco di esemplari che mi servono e quando trovi lasciali qui. Per prenderli tutti è probabile che dovrai utilizzare diverse strategie di pesca. Uno so che cos'è, ma gli altri no. Ah vabbè, consulta. Attività. Raccogli tutti i campioni, va bene. Raccoglie un polpo luminoso, il calamaro, lucciola e la medusa aurora. Va bene. E dopo parlami di te. Vediamo, non credo ci sia molto da dire. Ho studiato biologia all'università di Irohaven. È stata dura. Non c'erano altre studentesse donne nel dipartimento quell'anno, o l'anno precedente o quello prima ancora. È difficile sentirsi esclusi in un ambiente come quello, sai. Ma che ne vuoi sapere tu? Ma vai a cagare ora. Ma non mi sono laureata, ho tenuto un lavoro alle società settentrionali di ricerche biologiche e mi hanno piazzata qui da sola. Bene, pensavo di aver apprezzato la pace e la tranquillità, ma aver compagnia mi manca. Ho sempre avuto qualcuno vicino, almeno un animale domestico, ma qui ci sono solo macchine. Che altro? Che tipo di Vero senso che volesse attaccare l'avamposto di ricerca, non me. Immagino che alcune delle mie attrezzature di monitoraggio l'abbiano disturbata. C'erano decine di macchine in funzione, tutte alimentate da un rumorosissimo generatore. Era enorme, più grande di qualsiasi altra specie marina che abbiamo mai studiato, colpito con dei tentacoli, quindi credo sia una sorta di piovo, calamaro o un anemone. Una delle mie imbarcazioni per la ricerca una delle mie imbarcazioni per la ricerca era ormeggiata sul retro della stazione, così ci sono riuscito a usarla per svignarmela mentre la creatura distruggeva l'entrata. Molte informazioni e attrezzature preziose sono rimaste lì, ma io non ci torno e la creatura mi fa troppa paura. C'è altro? Hai notato qualcosa di insolito? Ora che mi ci fai pensare, momenti me ne dimenticavo, con tutto lo stress dell'attacco di essermi trasferita qui. Ho trovato queste lettere, le ha scritte mia sorella, risalgono al periodo in cui studiavo, prima che lei. La mia ricercatrice rimane in silenzio per un attimo, a testa bassa a fissare il vuoto. Ad ogni modo ne ho trovate molte tra le altre carte, non ricordavo di averle portate con me, ma tant'è. Ho iniziato a trovarle sempre più spesso, sono sbucate fuori dalle mie reti di raccolta, persino nei miei becker. Lettere che non avevo mai visto, ma era la sua grafia ed erano firmate da lei. Parlavano di cose accadute dopo la sua morte, non riesco a spiegarmelo. Cos'altro? Niente. Allora, riposiamo, ormai è sera. Allora, qui in giro, allora, o qui in mezzo comunque, in questa zona qui c'è qualcosa. E fino a qui. Oceanico, molto bene, anche se non va bene. Qui cosa abbiamo? Possiamo pescare qualcosa. Costiero. Peschiamo.
puoi rivendere. Ora, zone nuove ovviamente, troveremo anche pesci nuovi in teoria. Scarso, vabbè, non importa. Questa zona è esaurita. Vediamo se troviamo qualcos'altro qui in zona. Beh, c'è questo. Quella. Cos'è, una megatta era quella lì? Ah, esaurito. Ma sì, giusto per di qui. Andiamo in quell'isola là. Vediamo se c'è qualcosa. Perché io dovrei venderla la roba. Però se non trovo un posto. Beh, là c'è una barca. Qui abbiamo, eccole là, proprio i pezzi di legno che ci servivano. Ce ne servono 4 se non ricordo male. Esaurita, molto bene. Adesso sono già le 6 di sera. Ah, detriti, guardaci dentro. Cazzarolia. Possiamo prendere questo. E questo possiamo prendere, basta. Quello là dobbiamo lasciarlo là. Allora facciamo una roba di sto genere. Andiamo, ritorniamo dalla nostra ricercatrice. Che là potevamo anche... Ci sta questo. Proviamo. Bene. Calamaro lucciola. E uno l'abbiamo trovato, molto bene. No, 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 fermo, fermo. Non era qui in giro, o sbaglio? Ah, è quella... mi sembrava infatti. Allora, no. Il mio magazzino, esatto. Allora, possiamo mettere... magazzino, magazzino e magazzino. Dopo magazzino e anche questo magazzino. Dopo ricercatrice. Sì, ho questo esemplare qui intanto. Intanto questo. C'è altro? No, non c'è altro. Riposa. E dopo dobbiamo andare alla ricerca di un altro porto per... Che esattamente di... Beh, intanto c'era l'altro coso qua. E qua non possiamo pescare perché... Abissale. Vediamo se mi ricordo. Era per di qui o sbaglio. Non mi ricordo dov'era. Perso. Forse è dentro per di là? No. Questo qui è nuovo, non l'ho mai visto. È anche bello grande. Sì, ma però se io questo lo...
proviamo a pescarne un altro e ora. Ti lascio qui un secondo, voglio vedere. Questo lo mettiamo qui. Cosa sono questi? Ah, in putrefazione. Scarta, scarta e scarta. Questo lo mettiamo qui. Questo lo mettiamo qui. Molto bene. Questo lo mettiamo qui. Questo lo mettiamo qui. Ce n'è ancora? Sì. Non mi ricordo più dov'è. Giriamoci intorno, prima o dopo lo troveremo. E là c'è. Qua cosa abbiamo? Abissale. Ci manca tutto, quello è il punto. Qui c'è una bottiglia che leggeremo dopo. Là c'è una barchetta, vediamo se riusciamo a rancurare qualcosa. Un anello. No. Qui abbiamo un pezzo che... ma ne abbiamo di quelli, possiamo anche lasciarlo lì. Guardaci dentro. Mi serve posto. Sono tanti pezzi di carta che mi sa che vanno messi tutti assieme. Qua ci sta? Sì, qui ci sta. Ce ne sta anche un altro volendo. Vorrei trovare tanto un posto da fermarmi per... ma non lo trovo, e quello è il punto. Forse qua? Vabbè. Scarta. Trovato un altro porto? Generatore. Gira il minimo. Laboratorio. Bene. Apri gli armadietti. Bene. Questo e lo mettiamo qui. Svuota gli armadietti. Attrezzatura. Pezzi di prototipo, lo so al momento non sai cosa fartene. Foglietto scarabocchiato. Non è un posto sicuro, vendetta imminente, scappo al forte. Ispezione al pavimento. Alla bassa struttura vi sono crepe che diventano... Qualcosa sta... Beh... Allora, ricerca, motori. Beh, ne ho due. Tanto, quasi quasi mi conviene fare questo. Motore fuoribordo perfezionato. Allora direi di dormire, ma tutto il pesce che ho pescato, cioè, non è che vada proprio tanto bene.
Cerchiamo ancora qui in giro, vediamo se troviamo qualcosa, ma poi i miei seri dubbi. Vedi, putrefatto. Scarta. 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 Non è che mi piaccia molto, però forse là c'è qualcosa. Forse. Vedete, là c'è una cosa che luccica. Andiamo a vedere che cos'è. Una nave. Draga. Non so cosa sia, ma proviamo. Non so cos'è. Bandiera degli... Bah, boh. Pezzi di legno, molto bene. Allora, però questo qui ma abbiamo, questo lo metto qua così. Perfetto. Vediamo se riusciamo a trovare... Ah, guarda, altri 2 pezzi di legno, ma non ho più posto. Qua si può? Non c'è un porto qui? Capito, ma... Vabbè. Non c'è un porto qui che riesca a fermarmi. Forse quello là? Il mio magazzino... No, aspetta un attimo. Mercato del pesce. Ah, ancora te. Allora, cantiere. No, non è un cantiere, ma un bacino galleggiante. Nuovo scafo, eccolo qua. Mi servono queste qua. Molto bene. Questo poi andiamo magazzino. Guarda, ne abbiamo già 4. Tac tac tac. E ci mancano questi 2 pezzi. Metallo raffinato, che mi sembra che lei lo venda probabilmente. Ah, guarda, abbiamo... Eccolo qui. Però va molto più piano, perché il nostro fa 36. Questo qui ne fa 26, cioè fa 10 di meno. Eccoli qua, metallo raffinato 450. Loro due farebbero 900. Ma restiamo a secco. Però avrei anche voglia di espanderlo, sinceramente. Facciamo presto a raccogliere un po' di soldi, beh. Ah, ne ha uno solo? Cantiere.
No, cantiere. Mi confondo sempre. Bacino galleggiante. Ne abbiamo uno. Non è il massimo, però vabbè. Dopo abbiamo questo qui che una bandiera. Magazzino. E questa qui al magazzino. Bene. Adesso il problema cabina. Messaggi. Ah, abbiamo il messaggio. Non scrivo nulla da qualche giorno, ho preso uno strano colpo di freddo che mi annebbia la mente, non riesco a scaldarmi a prescindere da cosa faccia. Che l'inchiostro che è andato esaurendosi, alcune righe sono illeggibili. Gran parte di quello che gli uomini hanno tirato su era senza valore, ma alla fine sono riusciti a trovare un grande scrigno. Questa scoperta ha lasciato l'equipaggio a bocca aperta. Ricordo in minimi dettagli i momenti successivi. Mio marito ha aperto lo scrigno facilmente, le tavole cedevano, si sono prima incrinate, poi spezzate, con sonori schiocchi e sul ponte si è riversato un tessuto color cremisi. Il suono delle onde che si infrangevano mi risuonava nelle orecchie, riesco ancora a sentirle. Mio marito ha guardato dentro la cassa aperta, poi si è guardato dietro di me, nei suoi occhi c'era il vuoto. Qui la pagina strappata. 14 settembre 1927. Vabbè, mi dispiace, a parte non pescato. Allora, io direi di perché siamo andati tanto distanti, io direi di ritornare di nuovo là, anche se è tardi. Aspetta un attimo, qui c'è qualcosa. E là, che roba era No, carica l'ultimo salvataggio. Ma che cos'era? Questa è la famosa bestia che parlava prima con i tentacoli, eccetera, eccetera. Speriamo di non essere molto distanti. Beh, sinceramente non mi ricordo più di tanto. Allora, qua? Bacino galleggiante, vediamo. Ah, proprio... Allora. Anzi. Qui c'è il pesciolino? Boh, perfetto, ci fermiamo qui allora. Ma sono bestioni, cioè non è che è un pesce normale. Allora, facciamo una nuova stagione, mi fermo qui. Mercato del pesce. Vendo. Molto bene. Dormo e ripartiamo il giorno dopo. Molla gli ormeggi, molto bene. Era qui, giusto? Qui? No, questo pesce non l'ho mai visto. Infatti, ma non hanno pesciolini un po' più piccoli, che li fanno sempre più grandi. Non so quanto possono valere, ma spero abbastanza. Dai, un altro dovrebbe starci in teoria. Già. Non ho più spazio. Allora, ritorniamo da questa qui. Al limite ritorniamo in... Ah, là c'è da pescare anche. Anche là.
Mercato del pesce. A 200 cucuzze, dai, non è male. Poi andremo anche alla ricerca. Cioè, adesso più o meno sono sempre quelli, infatti, ecco qua. Tiriamo su, tiriamo su, tiriamo su. Vabbè, sarà anche scarsa, ma esaurita. Dopo ce n'era un altro qui dietro. Eccolo là. Vediamo se mi lascia. Se mi lascia. Poi li vendiamo, rancuriamo qualcosa. Il pescato oggi è stato parecchio abbondante, direi. Quello lì ho capito che dobbiamo stargli distante, che ci arriva dentro e ci fa danni. Allora, dormiamo. Enciclopedia, va bene. Allora, no, io volevo capire un'altra cosa. Campioni. Il calamaro e il polpo luminoso. Il calamaro luce l'abbiamo preso e la medusa aurora. Il problema è che dobbiamo andare a vedere. Attività. No. Enciclopedia. Vediamo se lo troviamo. Il calamaro lucciola, bacino stellare. Ah, di notte. Va bene, e fin qua ci siamo. Mi sa che il resto è tutta roba abissale, perché che io non ho. Allora, continuiamo a cercare intanto. Cerchiamo qui in zona e dovremmo andare a prendere un po' di cose perché non ce le abbiamo. Questo non mi ispira per niente. Infame. Mostriciatelo, via 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 via. Appena in tempo. Qui abbiamo del pesciolone? Sì. Ma non me ne faccio neanche tanto. Qui c'è una barca, riusciamo a pescare qualcosa? No. Là c'è qualcosa. Ah, ci sono pesci, ma no, io non voglio pesci. Lì c'è qualcosa. Ma mi sa che non possiamo pescare perché è abissale, ti pareva? Ovviamente. Qui c'è un'altra isoletta, vediamo se c'è qualcosa. Questo? Una lastra di roccia, immagino. 4 grossi pescecani. Infatti. Incisi sulla superficie da cui partono 4 lunghe fessure che attraversano la base. Bah, chissà cosa vogliono, non ne ho idea.
Qui ci sono pezzi di ricambio e va bene. Dovremmo ritornare indietro a vendere un po' di roba. Aspetta. Sì, dai. No, è troppo lungo arrivare a Ingfell. Troppo lunga. Abbiamo visto che è già abissale. Beh, no, scioloni. Barracuda. Nuovo questo. Allora, ritorniamo con calma. Anzi, visto sono le 5:30, io direi di pescare il più possibile. Ce ne sta... Ah. Ah, sono le 7:30 di sera, non è che sia tardissimo, ma... Mercato del pesce. Paghi molto bene? 200 effettivamente. Allora io a questo punto farei una robetta di sto genere. Questo lo mettiamo a magazzino. Cantiere. Non c'è niente di male combinare diversi tipi di motore e fare il possibile per ottenere il massimo velocità con spazio che hai a disposizione. Ma dai, sei un genio, eh. Io quasi quasi disinstallerei. Costiero superficiale. Questo è costiero mangrovia. Però potrei... Aspetta, proviamo a fare una roba. Vedi. Ah, trofeo più veloce delle luci, anche quello abbiamo guadagnato. Questo qui ce l'abbiamo già, però superficiale. Questo è superficiale, anche questo è... No, questo qui è superficiale allora. Costiero superficiale. Costiero. E sto questo superficiale. Però se questo... Abbiamo il costiero superficiale. Poi ce l'abbiamo in una, ma possiamo anche disinstallare. Allora, magazzino. Molto bene. Allora possiamo montare un cazzo. Proviamo a montare una di queste. Che non c'è... Scusa, questo cosa cambia? 2 giorni. Può pescare costiero e questo è costiero. 2,70 e 225. Proviamo. Ah, questo non mi lascia. Rimborso. E questo invece... Ma neanche questo non mi lascia. Niente, rimborso. E ora qua siamo pieni. Me ne hai lasciato un altro. Molto bene. Acquista.
Molto bene. Allora, cantiere. No, non è il cantiere quello che voglio, è il bacino galleggiante. Nuovo scafo. Magazzino. $800. Scafo perfezionato, molto. Allora adesso vediamo, ma dobbiamo svuotare un po' il magazzino. Allora questo, vai. Poi abbiamo tre pezzi di legno. Boh, ne abbiamo due ma non importa. Intanto svuotiamo, perché mi sembra che come si dice, mi sembra che ci sia sempre meno spazio dopo. E abbiamo anche un pezzo di questo, molto bene. Poi abbiamo questo qui che ci domanda legno, vabbè non ne abbiamo. Questo ci domanda bene. Dai. Molto bene. Qui ci servono 3 di questi. Intanto li mettiamo giù. Non è un problema, anzi ci fa solo che un piacere. Molto bene. E questo qui sotto ci domanda 2 di questi qui. Molto bene. Oh, finalmente riusciamo a respirare. E il resto lo troveremo un po' alla volta. Allora, facciamo una roba già. Mi riposo e dopo vi saluto. Va bene signori, allora vi ringrazio per la visualizzazione. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un bel like, di commentare e condividere. Ancora un grazie per la visualizzazione. A presto da Joker Gaming.